Salve a tutti, buonasera, nuova puntata di Soundtrack City. Te lo stavi dimenticando? No, non credo. Allora, questa volta è Massimo Privitera con me, questa volta si tratta di Magazine, era da un po' che non lo facevamo per parlare un po' di serie televisive e ovviamente di musica, di colonne sonore di queste appunto serie televisive. Allora, Massimo, bando alle ciance. Allora, una piccola premessa dovuta. Quando abbiamo iniziato questo programma, il magazine, soprattutto il magazine dove appunto si parla di serie televisive, era sull'onda del primo lockdown, ahimè, ovvero dove c'è stato un consumo direi quasi enorme di serie televisive, di contenuti audio-video, di documentari, proprio perché si stava tutti rintanate. Purtroppo stiamo andando verso un qualche cosa di analogo e insomma speriamo di farvi compagnia e di darvi una mano, se non altro a scegliere questa offerta che è veramente enorme di produzioni e di serie televisive. Allora, in questo senso, caro Massimo, che cosa andiamo a proporre in questo nostro questa fine sera ottobre? parleremo... Dimmi, scusami. In questo nostro fine ottobre. Infatti, tra l'altro domani parte su Disney Plus la seconda stagione di The Mandalorian, di cui abbiamo parlato in una precedente magazine. È vero, Vedendo è vero. domani poi magari ne riparleremo successivamente, ma oggi andiamo a parlare di tre serie ormai facenti parte dei box set di Amazon e di Netflix e partiamo con una di quelle gettonatissime, anzi andiamo quasi in ordine di uscita sui pacchetti streaming e partiamo da Wretched su Netflix. È la sorta di spin-off ma prequel del film Qualcuno volò sul nido del cuculo, quello famosissimo con Jack Nicholson. Infatti è tratto dallo stesso romanzo di successo di Ken Kesey e narra le vicende di Mildred Ratched, questa infermiera che lavora in un centro psichiatrico. Dimmi, scusami. No, appunto, è tratto il titolo è tratto dal cognome dell'infermiera. Sì, del cognome dell'infermiera, che in questi anni 40 inizia a lavorare in questo centro psichiatrico dove si incominciano a sperimentare nuove forme di trattamento psicologico e psichiatrico, come anche la lobotomia, scene abbastanza cruente, abbastanza sconvolgenti, è un omaggio fotografico e visivo abbastanza dichiarato, anzi palesissimo, a Hitchcock e Kubrick, sia dal punto di vista, come detto, fotografico, ma anche nell'utilizzo delle musiche originali di Bernard Herrmann, da Psycho, della donna che visse due volte, o Intrigo internazionale. Tutto questo ben condensato, ben mescolato con la musica in stile vintage tra Herman, per l'appunto, Waxman e il Goldschmidt di Chinatown, affidate a McQuail, che ha vinto l'Emmy tanto tempo fa per lo score della serie Mr. Robot, ma è anche un famoso compositore di serie televisive quale Feud, American Horror Story, di cui tra l'altro American Horror Story è dello stesso produttore di Ratched, Ryan Murphy, e quindi una serie abbastanza particolare, abbastanza toccante da ogni punto di vista, soprattutto ce lo vogliamo vedere il trailer, così almeno si capisce meglio di che cosa stiamo parlando un pochino. E come vado? No. E vado? Vai. Posso chiederle perché è diretta a Lucia? Mi sembra una domanda piuttosto personale. Oh, beh, mi scusi, signora. Non intendevo metterla a disagio. Non ho detto che mi mette a disagio, ho detto che la domanda era personale. Scusi. Dovrebbe lavarsi più spesso. Le sue unghie sono sudice. The minute you walked in the joint. Avevamo un detto in reparto: se salvi una vita sei un eroe. Se salvi 100 vite, allora sei un'infermiera.
Eccolo Tra qui. l'altro abbiamo stroncato l'unico momento in cui fotograficamente c'è la citazione a Shining di Kubrick, poi cambia fotograficamente di continuo, ma è una serie veramente fortissima, Mm, ma mm. proprio un pugno allo stomaco nella presenza della parola. Senti, mi incuriosisce, io non avendola vista, dal punto di vista è un prequel in sostanza, no? Sì, 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 sì. Ma È uno spin-off l'unico, televisivo prequel. ok, è l'unico elemento che in qualche modo si collega al film, è solo l'infermiera? Sì, sì, e poi nell'ultima puntata si collega proprio all'inizio Ah, del ok, film ok, omonimo vabbè, che abbiamo, quello ok, con Jack ok. Nicholson. Quindi il collegamento Ok, c'è, è proprio palese. ok, senti, allora io farei vedere il trailer di cosa e poi ne parliamo. Allora, questa volta partiamo col treno, non partiamo con i miei sproloqui, con The Boys su Amazon. I know pain, I know dread. Wicked eyes on the lead. The tears don't stop the fire. It's killing time. Ok, benissimo, è Anche una cosettina così molto easy, leggera, leggera. leggera, leggera, leggera. Parlacene un po'. An- Anche questa bella cruenta, aggiunta alla seconda stagione, Sì. io sono un fan accanito di The Boys, perché trattasi, tra l'altro, di una... cioè narra di un gruppo di supereroi chiamati i Sette, ma che sono più cattivi dei cattivi veri e propri. Infatti una sorta di super cattivi alla Justice League, ma che invece di fare del bene, anche se palesemente cioè l'umanità pensa che lo facciano, in realtà questi si fanno i cavoli bellamente loro e ne combinano di tutti i colori. Allora, per contrastarli arrivano questi The Boys, questi ragazzi che vogliono svelare all'umanità la malvagità di questi supereroi, con questi superpoteri che fanno più danni che altro. Le musiche sono affidate per la seconda stagione a Christopher Lennertz, famoso autore di tante colonne sonore seriali e anche filmiche. Tra quelle serie più famose da lui trattate sono Supernatural, Lost in Space, Revolution, Agent Carter, e tra pagine action alla Hans Zimmer e pagine rock e grunge è una colonna sonora di tutto rispetto, che veramente sorregge ancora di più il montaggio concitato della serie. Tra l'altro voglio ricordare ai lettori di colonne sonore o a chi non è ancora andato a leggere la mia intervista, che ho proprio intervistato Christopher Lennertz su questa serie e su quelle altre che ho citato. Ecco, questo è importante ricordarlo. Allora, come avete visto, questo nostro magazine è piuttosto tendente all'horror. Infatti io che non amo il genere, io lascio parlare Massimo, io sto qui che guardo con attenzione, ma con apprensione. Con apprensione e attenzione. Senti, allora andiamo avanti. Adesso che cosa facciamo vedere? Facciamo come prima, facciamo partire il trailer. Questa volta non scadiamo nel cruento, nel truculento, nello gore, nello splatter, ma passiamo su una serie crime che semplicemente è perfetto. Su Netflix. Ok. Ora dobbiamo andarcene, guardami. Non so quali cose terribili abbiate fatto nella vostra vita fino a questo momento, ma se vi hanno assegnati al mio corso avete un karma sballato. Portiamolo via di qui, subito. Se siamo in questa situazione è solo colpa sua. Non siamo tutti responsabili. Non dirò niente, davvero, il fatto che abbia visto quel che ho visto è colpa. Smettila. Lei è davvero chi dice di essere? O ci sono dei sordidi dettagli che ci sfuggono? Come l'hai avuta? Non è stato del tutto legale. Scommetto che l'ha ucciso il fidanzato. Ok, diciamo che almeno qui vediamo gente che si vuole bene, si ama, voglio dire, viva l'amore, quindi allora viva l'amore, viva la serenità,
e vive Esatto. delitti perfetti. Ok. Tra l'altro, la serie è ormai giunta alla 6ª stagione con quella grandissima, bravissima attrice che è stata candidata e ha vinto anche varie volte il Golden Globe e gli Emmy, che è la Viola Davis, che in questa serie interpreta un avvocato penalista e docente di giurisprudenza che è immarcescibile e durissima. Si contorna di novelli avvocati e di trama in trama, di stagione in stagione, ci sono sempre trame orizzontali e trame verticali che si incrociano una con l'altra. E la cosa che mi ha colpito di più, soprattutto per una serie crime che potrebbe aver avuto una tipologia di approccio compositivo abbastanza standard o anche un po' sulla, diciamo, sulla normalità per il genere, no, questa volta c'è questo compositore 48enne che si fa chiamare il nome d'arte Photek, ma in realtà al secolo è l'inglese Rupert Parks, che usa musica elettropop anni 80 da discoteca. E vi dico che la sensazione quando guardi la serie ti viene voglia di ballare, ma dici: ma che cosa c'entra questa musica qui con un crime? Invece ci sta divinamente bene, anzi il contrasto crea ancora più tensione, crea ancora più quella sorta di partecipazione, di compartecipazione emotiva con i personaggi che di volta in volta si susseguono nelle storie. No, è molto particolare. Guarda, questo ci piace molto, questo uso dei brani, io lo dico del music supervisor, ecco, questo uso stravagante di musica, di repertorio, di canzoni, perché a volte può essere molto funzionale. Non so come se l'hanno deciso proprio a tavolino una scelta del genere, oppure gli è capitata, gli è piaciuta, chissà come è nata questa idea. Però ripeto, se non ha l'originalità, secondo me alla fine paga sempre. Che poi tra l'altro è tutta, canzoni ce ne sono pochissime, usate anche bene anche in quel caso lì, però il rapporto fra il music supervisor e il compositore delle musiche originali, che tra l'altro sono tutte ballabili ma sono tutti strumentali, è stato veramente perfetto, quindi si sono anche coadiuvati in maniera intelligente. Che non è male. Senti, e dopo questa parentesi pacifista, direi, ci immergiamo in una nuova serie che hai scelto, che è proprio recente, se non vado errato, no? Una new entry spettacolare, con critiche entusiastiche da tutte le parti del globo e vorrei dire produzione questa volta non hollywoodiana, non mainstream, ma anzi francese. Incredibilmente fatta benissimo, con attori tutte alle prime prove, semi sconosciuti, uno più bello e più simpatico o più antipatico, dipende da che se fa il villain o no, dell'altro, e si chiama La Revolution, appena entrata. Vediamo il trailer perché introduce molto bene a questo mondo, guarda che tu mi dici. Un jour viendra où les esclaves briseront leurs chaînes. Et où les damnés de la terre s'uniront pour faire entendre le cri de leur révolte. Quoi qu'il advienne, les puissants resteront toujours les puissants. Vive la fraternité! Monsieur. Comtesse. Ces rebelles qui se font appeler la fraternité ne sont qu'une poignée de va-nu-pieds. Boule! Peut-être que derrière les grilles de votre grande demeure, vous n'entendez qu'un murmure. Io direi anche qui bella cruenta, anzi che per chi ama le serie con gli zombie, anche se non sto spoilerando nulla, ma di zombesco qualcosa c'è, avrà pane per i suoi denti. Io direi in questo caso egalité, fraternité e mortalité, perché muoiono a iosa proprio. Comunque, serie in effetti nella rivoluzione francese sono morti parecchi. Un bel po'. Tra l'altro, prendendo spunto della storia reale della rivoluzione francese, diciamo che la narrazione viene un po' capovolta, perché quello che è successo storicamente in maniera reale, vera, qui viene spiegato attraverso questo famoso sangue blu, il famoso sangue dei nobili. Questo sangue blu è un sangue che in realtà, siamo qua, cadiamo proprio a fagiolo, è un virus letale che viene
introdotto nei corpi dei nobili per farli diventare dei sovrumani, degli zombie assetati di sangue. Ma di quale sangue? Del sangue del terzo stato, quindi dei poveracci, dei disgraziati, dei pezzenti. E quindi si presume che Luigi XVI, se non erro, non vorrei dire una baggianata, famoso re, a Versailles avesse infettato tutti i nobili perché per indurli a diventare zombie e fare una strage totale di tutti i poveri disgraziati, i poverazzi, come si dice in siciliano. Quindi, proprio trama fatta, giocata in maniera intelligentissima, scene anche lì gore, chi più ha più ne metta, ma una musica realizzata da questo DJ, musicista elettro techno pop che si chiama Saicetto Saisè, credo in francese, in realtà al secolo Pierre Lafèvre, che ha realizzato, e tra l'altro vi dico una cosa in anteprima, in questi giorni l'ho intervistato, quindi su colonnesonore.net andrà la sua intervista esclusiva. Questo Pierre Lefebvre, credo che si pronunci così, produttore francese, parigino, ha mescolato sonorità elettroniche, campionamenti corali e sinfonici, un uso di un'orchestra di 22 elementi, rivisitando anche brani classici di Handel, Bach, Mozart, un po' come fece Wendy Carlos, prima Walter Carlos, compositrice di Arancia Meccanica per Kubrick, con un uso di violoncello e piano come assoli, fra barocchismi e sintetismi elettronici moderni, e di un'efficacia incredibile la musica. Anche in questo caso veramente una produzione eccelsa. Bene. Senti, allora... Ma ora aspetta, chiudiamo un attimo questa parentesi, l'indicazione di una serie. Io in questa parentesi horror che ha creato Massimo mi inserisco semplicemente per segnalarvi una serie, una miniserie, si chiama In the Dark, è una serie della BBC del 2018, se non vado errato. Interessantissima dal punto di vista della sceneggiatura, dello script, del casting degli attori, si basa sulle storie basate a Manchester, ambientate a Manchester, dove c'è una detective, poliziotta, scusate, peraltro incinta, quasi nella la storia segue quasi tutto il suo la sua gravidanza, alla fine ha una pancia enorme, arrivata al 9° mese. Interessantissima, tra dark, drama, crime, bellissima, ve la consiglio, con una splendida fotografia. Non vi dico nulla per quanto riguarda la storia, se non che ripeto, ti tiene attaccato proprio in queste 4 puntate allo schermo. Solo un piccolo particolare: ogni tanto vanno anche stroncate le cose. Purtroppo il musicista Neil Davidge, che peraltro è colui che ha fatto, diciamo così, uno dei padri della scena inglese di Bristol, cioè quella che, per intenderci, ha dato vita ai Massive Attack, che poi ha prodotto i Prodigy, David Bowie, Mos Def, insomma un sacco di gente e di artisti di grandissima levatura. Questa ho trovato la colonna sonora invece non all'altezza della serie televisiva, molto scontata, che suona vecchia, ma è stata fatta nel 2018. Quindi, come dire, ogni tanto vediamo anche cose diverse, cioè vediamo delle serie molto belle, ma che a volte hanno anche le colonne sonore che non corrisponde alle qualità della serie stessa. Ma è su Sky, giusto? Questo è su Sky e sul canale La F, per intenderci. Perfetto. Va bene, andiamo avanti. Mi dica Duca. Allora andiamo avanti. Questa volta però passiamo a un qualcosa che credo ti riguardi, mio caro amico. Ah sì? Socio. Perché in questi giorni ho avuto l'onore di recensire la colonna sonora di un documentario che al momento è visionabile sul pacchetto Amazon, che è Fucilateli, anzi voglio dire il titolo per completo, Fucilateli, aspetta, com'è che era?
commissione d'inchiesta su Caporetto 1918-19. Vabbè, facciamo Quindi, vedere il trailer, poi dici te quello che devi... Vai. Che devo... Ritengo che i giudici hanno votato con coscienza e vado alla fucilazione con orgoglio. Il giorno seguente sul posto venne trovato un biglietto. Qui, ieri hanno ammazzato Cristo. Quando si vuole affossare una verità, normalmente si crea un comitato o una commissione d'inchiesta. Questo è quello che succede in realtà anche con la commissione d'inchiesta sul Caporetto. Al tagliamento i soldati venivano obbligati a consegnare le armi e poco più avanti estratti a sorte 10, 20, 30 soldati. Si procedeva alla loro fucilazione. E anche... Ecco. Quindi, parliamo di un documentario, come diciamo poc'anzi, diretto da Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon. Tratto un documentario di inchiesta molto denso, molto entri nella storia narrata con grande partecipazione. Quindi, come avete capito dal trailer, in cui le musiche non sono di Marco Testoni, voglio sottolineare questa cosa, si narrano storicamente gli ignominiosi fatti di Caporetto, le esecrabili fucilazioni sommarie che ben conosciamo, che portavano a numerose conseguenze nella storia del nostro bel paese, fino a che il presidente di allora, nel 1918, il presidente Orlando, creò una commissione d'inchiesta sui fatti per l'appunto di Caporetto. La cosa che mi ha colpito tantissimo, in mezzo alle voci narrante di Stefano Amadio e vari intervistati, il professor Marco Mondini, poi il procuratore militare, dottor Marco De Paulis, dottoressa Elena Guerrini e dottor Marco Pluviano, che è tra i primi massimi esperti per quanto riguarda la scena della pena capitale durante il primo conflitto. La cosa che mi ha colpito di più, caro Marco, è la tua colonna sonora, che fuorvia totalmente dai canoni, dai registri soliti di approccio compositivo per una colonna sonora documentaristica. Cioè, tu hai realizzato una colonna sonora di cui poi ci parlerai, se no se lo dico io, me la canto, me la suono, che a mio avviso ho trovato molto molto efficace, molto bella, che ricorda i suoni anni 80, anzi metà 70, primi anni 80 di Vangelis, dei Tangerine Dream, anche un po' di industrial music alla Popol Vuh, anche un diciamo apporto di assonanze technopop di Giorgio Moroder, che ho trovato veramente calzanti dall'inizio alla fine del documentario. Ma perché hai fatto questa scelta che, come dicevo poco fa, è fuorviante rispetto ai canoni classici documentaristici? Ma guarda, ti ricordi di quello, prima stavamo parlando di qual era la serie dove c'era delle regole del diritto perfetto. Le regole del diritto perfetto. Secondo me siamo in una fase storica dal punto di vista delle colonne sonore, della composizione, un po', come posso dire, è un po' borderline in questo momento. Ti devi inventare qualche cosa di nuovo, devi provare delle soluzioni nuove, soprattutto in un contesto magari come quello del documentario, dove non ci si può pensare di sperare in grandi orchestre e in chissà quale budget. Quindi alla fine, cercando soluzioni differenti, mi sono reso conto che questo che andare su quel mondo lì che hai colto perfettamente, cioè il mondo dei synth analogici anni 80, però contemporaneamente con uno spirito tematico, ecco, con un senso tematico, perché ad esempio Vangelis ne ha sicuramente vedevo che ci stava bene con questi documenti storici in bianco e nero, andava molto bene, dava quel senso di come posso dire, c'è un mood che ti fa abbracciare ancora di più le storie che vengono narrate in questo film, e non saprei, ripeto, non c'è stato un ragionamento dietro razionale, è semplicemente fai dei tentativi
e a volte per la questione, la stessa questione della serendipity, a volte può funzionare. Infatti vorrei continuare. È stato un ragionamento giusto, perché secondo me hai creato, soprattutto nelle parti in bianco e nero, con le fotografie d'epoca, i filmati d'epoca, hai creato molto un coinvolgimento partecipativo ancora più forte con questa musica, che comunque veramente a certo punto va anche contro l'immagine e spezza un po' forse la monotonia di alcuni, ovviamente, alcune parti un po' più di inchiesta, parlate, narrate. Ma io quando mi sono messo a fare la colonna sonora, io guardavo soprattutto non tanto i contributi dei vari storici fondamentali, ma io guardavo quelle immagini di repertorio, e probabilmente io che sono figlio degli anni 70-80, hai presente Metropolis di Fritz Lang con le musiche di Moroder, che allora era stata una cosa, se ci pensi, una sorta di scandalo, e invece a me piaceva moltissimo quell'idea lì, io non pensandoci. Evidentemente ci sono delle cose, delle reminiscenze che mi hanno portato verso quella zona lì, ecco. No, Comunque detto, io l'ho scritto Fuga di mezzanotte, chiamo Fuga di mezzanotte di Moroder, ma Blade Runner di Vangelis, questa è la colonna sonora che fa a caso suo. Ma visto che oggi abbiamo parlato di 4 serie televisive e di un documentario, non possiamo che non finire con un altro documentario, tra l'altro una roba da chicca non solo per i collezionisti, gli amanti delle colonne sonore, ma anche per gli amanti della musica tout court, cioè musica jazz, musica... sì, anche, guarda, facciamolo vedere, va, dopodiché ne parliamo. Bravo. Facciamo vedere il trailer. Any singer will tell you how important it is to have a great conductor, a great arranger, and a great pianist. And I'm lucky to have all three. And his name, ladies and gentlemen, is Dave Grusin. Dave is just one of my favorite human beings on this planet. That's Dave Grusin. And it was like talking about a kind of godlike figure in the world of music. Everyone in LA, and not only in the music world, but in the film world, knew Dave Grusin. He's a very deep, caring, brilliant person. I decided maybe I was interested in agriculture enough to become a veterinarian. Wait a minute, maybe I ought to try music for a minute. Dai, cioè... Ragazzi, ma che grande Dave Grusin, che tra l'altro abbiamo avuto l'onore con Colonne Sonore di intervistare quando venne a Roma a fare un concerto. Guarda, una persona straordinaria, musica altrettanto straordinaria, ma cioè, ragazzi, dobbiamo, metà degli autori che abbiamo oggi e che oggi lo emulano e come sono dovuti tutti all'apprendimento delle nozioni compositive ed esecutive e interpretative di questo grandissimo compositore. Premio Oscar, peccato gli hanno dato l'Oscar una volta sola per una colonna sonora bella, sinfonica, ma un po' fuori dai suoi standard, che era Milagro. Però viene qui elogiato, omaggiato, amato da questi due musicisti jazz che sono... Scusate, vado a leggerlo perché non mi ricordo come si pronunciano i loro nomi. Barbara Bentry e John Rangel, che sono due musicisti jazz che amano spassionatamente Dave Grusin, e infatti ed è bello che è la prima volta che si fa un documentario da musicisti che fanno film su musicisti, che di solito non è così. Peraltro mi dicevi che le musiche, diciamo così, la colonna sonora, le musiche di commento sono ovviamente dello stesso Grusin, tratte da un concerto, da un live. Che ha fatto, da un live che ha fatto, credo, in America, a Los Angeles, se non mi ricordo male, però che da loro è stato ripreso da questi due registi, uomo e donna, e poi usato come, diciamo, commento sonoro fra immagini d'epoca, immagini d'archivio della famiglia di Grusin, donate da lui stesso, e poi le interviste, come avete visto, c'è Quincy Jones, c'è, ci stanno tutti, Michael Keaton, Lee Ritenour, e ce ne sono tantissimi altri. Guarda, io sentendo il suo stile mi viene in mente subito Lyle Mays, che era il pianista di Pat Metheny. Io credo veramente che un gusto
una sensibilità di Dave Grusin è difficilmente ritrovabile. Peraltro sono molto felice, io non sapevo che c'era in giro questo documentario, che si può vedere dove, Massimo? Su Vimeo, allora se andate su Colonne Sonore c'è nelle sezioni news, eventi, ultime notizie, c'è tutto il comunicato stampa e poi c'è il link a Vimeo dove comprare, non mi ricordo se costa $9, non me lo ricordo, dove poter comprare e vedere il film, ovviamente in streaming. Anzi, aiutiamo questi due musicisti jazz che hanno realizzato questo documentario, che tra l'altro è stato strapremiato in tutti i festival, fino a quando è potuto andare nei festival, però è proprio un'ultima uscita, cioè poco prima del lockdown scorso, quindi è proprio una produzione decentissima. E guardatelo perché è un documentario che vale veramente la pena, oltre che chi non conosce Dave Grusin lo deve conoscere obbligatoriamente, perché capisce poi amici jazzisti, accorrete, perché veramente è un bel documentario. Io ne ho visto, peraltro se guardate il trailer, noi l'abbiamo fatto vedere solo un pezzo, ma è molto più lungo il trailer e già vi dà un'idea della produzione in oggetto. Allora Massimo, io direi che per oggi noi abbiamo finito, però mancherebbe, anche se ne hai già parlato in anticipato, quali sono le novità sul tuo magazine, cioè quali sono le interviste, quali sono le chicche? Visto perché non l'ha sentito prima quando parlavamo della rivoluzione, che a breve andrà online l'intervista del compositore della rivoluzione, Saiset o Pierre Lefebvre. Tra l'altro aggiungo che l'avremo come ospite della puntata di Vis-à-vis tra mente e immagini con Daniela Bocconi, che lei fa da traduttrice simultanea dal francese all'italiano, e avremo in video questo compositore. Tra l'altro giovanissimo, in gambissimo, del 1980 se non mi ricordo male, come data di nascita. Poi ho avuto il piacere di intervistare Christopher Lennertz, l'autore della colonna sonora di The Boys. Ho intervistato un altro autore di colonne sonore abbastanza famose, il tedesco Reinhold Heil, quello di Claude Atlas, Lola Corre, Profumo, Storia di un assassino, e ha fatto Deutschland, tutta la serie Deutschland. E poi ho intervistato uno stracalt assoluto, per citare Marco Giusti, che è il compositore John Massari, colui che ha realizzato le musiche di un stracalt assoluto della fantascienza horror, che è Killer Clowns from Outer Space, che è con una colonna sonora anche lì sinfo electro pop che è spettacolare. Come vedete, Massimo e colonne sonore ormai spaziano fuori dai confini dell'Italia, come è giusto che sia, per cercare di capire anche, come posso dire, il nostro mondo, quello della musica applicata anche al di fuori dei nostri confini. Che aria tira. Esattamente. Senti Massimo, allora io invece do delle anticipazioni sul la prossima puntata di Soundtrack City, che andrà in onda domenica, che altro non è che la puntata finale dell'incontro con i fratelli De Angelis, la seconda puntata. Vi assicuro, guardatela, perché è una boccata d'aria proprio, in questi periodi grigi che viviamo, ricordare il cinema degli anni 70 in tutta l'aneddotica che c'era da Bud Spencer, Terence Hill, Thomas Millian e soprattutto gli Oliver Onions che gli facevano le musiche a questi film, è veramente interessante. È una puntata molto basata, a differenza della prima, sulle canzoni, sulle movie song che hanno fatto la fortuna dei fratelli De Angelis, e ci sarà anche molta musica, perché loro suonano proprio, perché suoneranno sul pianoforte peraltro di Bacalov, quindi anche altra chicca in tutto questo. E poi giovedì prossimo abbiamo una puntata speciale dedicata alle orchestre, e sono invitati nella nostra puntata, in questa prima puntata dedicata alle orchestre, i direttori d'orchestra, che ci parleranno un po' della situazione che c'è attuale, sia a livello di formazioni, ma sia a livello anche, ahimè, di concerti dal vivo, che insomma non è che questo sia un momento splendido. Quindi insomma di contenuti ce ne abbiamo, noi vi ringraziamo. Come sempre, noi vi ringraziamo. Ciao Massimo. Ciao Marco, e vi raccomando, state a casa. Mascherina, indossiamola così, non così, non a mutanda, ma così, perché sta peggiorando la situazione. Vi raccomando, state a casa e comportatevi bene. Siate ligi al dovere delle regole imposte.
e potete rivoluzionariamente contestare, ma sempre in maniera garbata e professionale e giusta, ma non sbracando. Grazie Massimo di aver ricordato tutto questo, a cui io mi associo. Allora, ciao da Santa Arc City, ci vediamo alla prossima. Ciao. Buona musica.